Intanto dire che questo convegno che stiamo realizzando aveva e ha uno scopo molto importante, è quello di avvicinare opinioni, correnti di pensiero sulla lingua siciliana. È vero che la lingua siciliana si può anche definire un dialetto se rimontiamo al significato originario, ma se utilizziamo la parola dialetto con le connotazioni che sono aggiunte nel tempo a questa parola, connotazioni negative, io direi che è meglio evitare di utilizzare questa parola e lasciare al siciliano la definizione di lingua. Naturalmente, quando parliamo di lingua, rispetto all'esigenza che si è aperta recentemente con la legge che è già stata menzionata, stiamo parlando di lingua scritta. La lingua parlata e la lingua mentale sono linguaggi che si associano alla lingua scritta per mezzo di convenzione, come giustamente ci ricordava il professore Salvatore Camilleri. La relazione tra la lingua parlata e la lingua scritta è una relazione di convenzione. Quindi, giustamente, come diceva il professore Messina, non si può dire che bisogna scrivere come si parla. Non dica in dialetto. Non si può. Non è necessario. Bisogna scrivere in maniera corretta, con delle regole chiare, funzionali, in maniera che i significati che si trasmettono attraverso la lingua scritta siano i più chiari possibili e significati che abbiano l'espressività giusta. Quindi io non mi preoccuperei assolutamente del fatto che ci sono persone rispettabilissime che dicono che bisogna scrivere come si parla. Non farei propria, non assumerei questa preoccupazione. Io credo che non è una preoccupazione da assumere, non ha motivo di essere. Quello che sì considero molto importante è arrivare a una Koiné scritta, unica in tutta la Sicilia. Questo senza pregiudicare minimamente le lingue, questi sì dialetti locali. Il palermitano può continuare a parlare il dialetto palermitano, il catanese il dialetto catanese, il messinese, eccetera, eccetera, però la lingua scritta deve essere unica per poterla insegnare in tutte le scuole della Sicilia in maniera uguale. Non ci deve essere confusione assolutamente nella lingua scritta. Poi le pronunce, come giustamente ricordava il professore Messina, le pronunce che si fanno della lingua scritta risentiranno delle tendenze dialettali e non c'è nessun problema. Mantenere i dialetti perché costituiscono tutti un'unica lingua. Certamente. Inoltre il rapporto tra la lingua scritta e i dialetti parlati può e deve essere un rapporto di arricchimento reciproco. Ci si può alimentare reciprocamente. In quanto alla conservazione della genuinità della lingua siciliana, io penserei che
sarebbe opportuno, fra l'altro non è una mia idea originale, molti lo hanno detto e lo pensano, sarebbe opportuno che la regione siciliana nominasse una sorta di accademia linguistica che con persone competenti dal punto di vista linguistico che dovrebbero vigilare sulla lingua, attualizzandola periodicamente, perché la lingua è diciamo, un mezzo vivo per comunicare, non è un mezzo bloccato, fisso. L'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca sarebbe l'accademia... Non vogliamo farne un'Accademia della Crusca, standardizzata e chiusa, ma sempre il sviluppo... Un'Accademia siciliana però naturalmente aperta al divenire della lingua. E quindi una volta che avremmo, scusate, un'accademia che avrebbe questa funzione di vigilare sulla lingua e di attualizzarla periodicamente, non ci sarebbe più nessun problema da parte nostra. Un'altra cosa che vorrei dire è che insieme alla lingua dobbiamo recuperare in Sicilia il senso della fratellanza tra i siciliani, eliminare quelle tendenze campanilistiche che tuttora esistono e che creano inutili contrasti, negativi contrasti. La storia ci insegna che tutte le volte che c'è stato un contrasto, incluso in alcuni momenti storici molto tragico, tra i siciliani di diverse città della Sicilia, la Sicilia ha perso. La coinè linguistica, coinè vuol dire coesione, e che vuol dire che dobbiamo essere tutti sentirci tutti fratelli, non nel senso religioso del termine, né nel senso che danno alcune sette, o nel senso più pulito del significato della parola. E con questo io intanto se avessi potuto intervenire prima, c'è stato un po' un piccolo malinteso, avrei dovuto ringraziare i presenti, lo faccio ora. Voglio ringraziare prima di tutto il professore Salvatore Camilleri, che a 90 anni si è sacrificato per venire qui a Messina. Il pilastro portante della lingua. E naturalmente il professore Messina e la professoressa Lia Mauceri e la Lorenzini, che ha detto cose molto assennate, sì, la signora Lorenzini e i nostri amici che sono arrivati in questo momento, Giuseppe Gerbino e Nino Barone da Trapani, e tutti quanti i partecipanti che ci sono, che sono il poeta trovato, e vogliamo ringraziare. E questo serve per far dare un passo avanti alla lingua siciliana, in maniera che nel prossimo futuro tutti i siciliani avranno attraverso questo strumento la possibilità di recuperare la cultura più genuina della Sicilia, la cultura che emana dalla storia della nostra terra, una storia, come tutti sapete, millenaria e di cui tutti possiamo andare fieri. E con questo non dico altro.